Benvenuti a MaestreChef, il programma di cucina maestrina. Io sono Chef Vianeo da Mestre, depositario di tutti i segreti della nobile cucina maestrina e a migliore del mondo, d'accordo? Oh, perché tutti forse sanno che Dio creò il mondo in 6 giorni, ma il settimo si riposò e dove? A Mestre, e da mangiare che ho fatto mi. Che entri il primo coccolete, forza dai! Buonasera chef. Sì, ciao, Salve. buonasera, dimmi. Salve, sono Sergio, sono padovano doc e proprio sono nato in casa a Padova, mia mamma mi ha partorito sopra la tavola, ecco infatti che mi dicono sono un centrino, non so se hanno capito la battuta, ma no, non è il mio scopo fare le battute, ma il mio scopo è quello di diventare un grande chef, perché vorrei diventare uno chef provetto, allora vengo qui, ci approvetto, però non è il mio scopo fare le battute, allora ho detto vado perché tentare non nuoce e alla fine o la va o la spacca, perché ho pensato chi non risica non rosica. Certo, rosso e sera, brusa marghera sì, e sì. morite tutte. E ora ci concentriamo sul piatto per piacere, cosa ti ha preparato? Allora io che sono padovano doc, come già le ho detto, ho preparato un piatto a chilometri zero. Oh, è la prima roba sensata che ti ho detto quando ti sei entrato, è il piatto a chilometro zero, che è il futuro della cucina. Che cosa ci hai preparato? Allora ho preparato un filetto di salmone del Mar Baltico su un letto di cavoletti di Bruxelles con una spruzzatina di limone di Sorrento e alla fine un pizzico di sale rosa dell'Himalaya. A chilometri zero? Si compra tutto al Marcai Prade Hawaii. Ma mi non so, in pratica, senti amore, vediamo andare via a cortesia perché mi viene nervoso, che divento allergico per piacere. Scusi. So di diventare allergico a 2 lettere. Che lettere? A T, dai, vai. No. Ma guarda sto qua, mi non so. Macci, per la nostra azienda è necessario essere autonomi negli spostamenti. Sì. Tu sei automunito? Sì, con la macchina, con una macchinetta piccola. Sì. Però l'ho fatta elaborare al motore. Vabbè, ma non è una cosa che si può fare. Lo so, e sono andato al meccanico, Yagoda, e ha detto che adesso fai 200 km e ora che ha detto il meccanico. E ha detto che se metti che mi parto, non so, da Padova a mezzanotte, e ha detto che 3:30 della mattina potrei essere a Roma. E quindi? Ma che ho detto che mi... Cosa vuoi fare? A Roma è 3:30 della mattina che ho detto. Se tutto sarà a Roma è 3:30 della mattina, non ti cazzo neanche aperto per bere un caffè, è 3:30 della mattina che ho detto. E dopo metti che te sgranchi le gambe, te riparti, fai 7:15, te si a Padova di Roma, te sei tutto rincoglionito la mattina, te che tutta è stanchezza della notte, stai di benzina autostrada che ti parte usura della macchina. No. E ho fatto per 2 settimane, dopo basta, ho cambiato meccanico.